Salve amici! Oggi vi daremo una conferma di come il mondo dell'artigianato vada ben oltre i nostri vecchi cliché. Oggi gli artigiani si sono evoluti, informatizzati, ma il loro contributo intellettivo è sempre fondamentale. In questa puntata vi facciamo conoscere un'azienda innovativa, Up Your Shoot, a Racalmuto. Ad accoglierci è Andrea Sardo. Circa 3 anni fa ci siamo ritrovati in un momento di caos con la nostra azienda. Io in primis sono un fotografo, ci occupiamo di produzioni fotografiche e videografiche e raggiungendo tanti clienti siamo entrati un po' nel caos della gestione, quindi come coordinare tutti questi clienti senza fare brutte figure, svolgendo bene il workflow di tutti i nostri servizi, e quindi entrando in una grossa difficoltà decido di sviluppare qualcosa personale per ottimizzare un po' i flussi dei miei clienti. Dopo aver sviluppato il software per la mia azienda, l'abbiamo testato, l'abbiamo provato con i nostri clienti, in azienda ci siamo resi conto quanto importante era avere il controllo su tutto, e a quel punto abbiamo deciso appunto di metterla in commercio e offrirla a tutto il mondo della fotografia. È successa una cosa molto curiosa, perché nel gennaio del 2020 lanciamo Up Your Shoot e dopo 15 giorni inizia il lockdown, che inizialmente abbiamo letto come una chiave negativa, quindi fotografi che non lavoravano, gente un po' disperata, e poi analizzando bene la situazione ci siamo resi conto che comunque il nostro software ha bisogno di educare i fotografi all'utilizzo, perché non si era mai utilizzato un software prima del nostro in Italia, e quindi abbiamo sfruttato l'occasione di fotografi che erano a casa, che avevano il tempo a disposizione, che avevano possibilità di documentarsi per fare delle dirette, per fare educazione, e quindi siamo fatti circa 6 mesi di educazione al software, per poi, quando si è sbloccato il primo anno lockdown, incredibilmente abbiamo fatto un'impennata pazzesca, raggiungendo il 240% di incremento solo al primo anno. È un software molto semplice perché è un software gestionale dove puoi caricare all'interno tutti i tuoi clienti, quindi inserire tutti i dettagli di un servizio fotografico, tutti i dettagli del flusso di lavoro dello stesso servizio. Inoltre si dà la possibilità di consegnare ai propri clienti, quindi ai clienti dei fotografi, il servizio fotografico in maniera digitale, quindi tramite un link e tramite un'app i clienti del fotografo possono interagire col proprio servizio, possono commentare, possono selezionare le foto preferite, possono stampare foto extra e possono visualizzare lo stato di avanzamento del proprio servizio. Poco più di 2 anni siamo riusciti a far registrare più di 3.000 fotografi che utilizzano quasi quotidianamente il nostro software, e ci sono 40.000 clienti dei fotografi che utilizzano le gallerie. Attualmente abbiamo utilizzato i server migliori che ci sono e ci sono più di 12 milioni di foto caricate, e ci sono stati più di 20 milioni di upload realizzati in questi ultimi 2 anni. L'app è in continua crescita e già stiamo iniziando a spostarci pure sul mercato spagnolo. Prima mi occupavo d'altro come lavoro, e grazie invece ad Andrea e Giovanni che hanno creduto in me sono riuscita a inserire nella mia gestione familiare, riuscendo anche a lavorare in smart working, un nuovo tipo di lavoro che mi ha portato anche nuove conoscenze che prima non avevo. Uno dei nostri obiettivi è quello di importare elementi, quindi anziché esportarle abbiamo noi il compito di importare elementi nella nostra terra e possibilmente anche fuori dall'Italia. Lo stiamo già facendo con 2 ragazzi venezuelani che stanno curando il mercato spagnolo, e quindi per noi è una grande conquista arricchire la Sicilia di nuovi elementi anziché farli scappare in giro per il mondo alla ricerca di qualcosa di interessante.
Ed eccoci in studio, Mestiere Artigiano. Continuiamo a parlare di start-up e del mondo delle imprese giovanili e lo facciamo con l'ospite di oggi che vedo in collegamento con noi da Roma, il dottor Luca Bianchi, esperto di economia e politiche di sviluppo territoriale, nonché direttore generale della Svimez, l'istituto che ha lo scopo di promuovere lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno. Benvenuto dottor Bianchi, le chiedo subito se quella delle start-up giovanili che si lanciano sul mercato sull'onda di idee innovative rappresenti la strada giusta per evitare che i nostri giovani del Mezzogiorno lascino la nostra terra per trasferirsi altrove in cerca di nuove occupazioni. Ma io penso sicuramente è una delle exit, una strategia più complessa, e questo, devo dire, una parte riflette il dinamismo di giovani meridionali e siciliani in particolare, che nel corso degli ultimi anni hanno mostrato una buona capacità di innovazione, di appunto facendo impresa con un'attenzione forte ai mercati anche extra regionali. E devo dire, i dati sulle crescite delle start-up, anche grazie al ruolo delle università, sono molto importanti in tutto il Mezzogiorno, e quindi questo è un fattore di speranza. Il problema vero è capire poi quante di queste start-up riescano poi a consolidarsi e mantenersi nel tempo, e lì torna al centro il tema un po' delle politiche di supporto. Perché inevitabilmente queste imprese poi hanno bisogno di servizi al mondo delle imprese, che molto spesso sono carenti nel Mezzogiorno. Quindi io credo che c'è proprio un problema di reimpostare un po' le politiche pubbliche per cercare di sostenere queste realtà imprenditoriali. Mi riferisco ovviamente, da un lato, a tutto il tema della semplificazione amministrativa, che è un tema che impatta in maniera significativa sulle piccole imprese, perché poi una medio-grande impresa si può permettere uno stuolo di commercialisti e tecnici per risolvere i problemi quotidiani, invece bisognerebbe supportare tutte le piccole e microimprese, che questo è un ostacolo importante. Dall'altro c'è un problema complessivo, se vogliamo veramente aggredire finalmente il tema dell'emigrazione, che è una perdita netta per il Sud. C'è un problema di riqualificazione dei servizi e in particolare delle infrastrutture. Abbiamo un problema molto grande sia in termini di infrastrutture materiali, quindi di collegamento con i grandi mercati del centro-nord, ma ahimè a volte anche di infrastrutture immateriali, in particolare di infrastrutture digitali, su cui servirebbe un impegno aggiuntivo. Su questo c'è anche l'opportunità del PNRR, tema sul quale però ancora ci sono dei limiti in termini di attuazione che andrebbero aggrediti. Ma quanto pesa il comparto dell'artigianato nel contesto dell'economia del Mezzogiorno? Allora, pesa un po' più del centro-nord, questo perché abbiamo meno presenza di medio-grandi imprese. L'artigianato dovremmo fare un ragionamento molto più ampio. Allora, ci sono varie tendenze in atto, cioè da un lato c'è un tema molto interessante che è quello un po' della rivitalizzazione del settore artigiano attraverso l'investimento digitale. Cioè, paradossalmente, quello che noi consideriamo un settore tradizionalmente, un settore tradizionale quale quello artigiano, in realtà proprio grazie all'innesto di innovazione può diventare una risposta significativa, un'innovazione che riguarda sia la produzione, ma direi soprattutto le funzioni a valle della produzione. Parlo di commercializzazione, trasformazione, soprattutto commercializzazione e marketing. Lì secondo me bisognerebbe rafforzare una strategia di valorizzazione, ad esempio, dello straordinario artigianato siciliano attraverso la capacità di mettersi insieme. È un po' il modello che alcuni pezzi dell'agricoltura è riuscito a fare, no? Quello attraverso tipo le denominazioni di origine, no? Quindi rafforzare. Per me il tema vero adesso servirebbero politiche che facilitano, anche attraverso dei marchi collettivi,
la promozione dei prodotti di quella qualità anche sui fattori esterni. Detto questo, l'artigianato ancora complessivamente il settore artigiano può rappresentare una risposta alle esigenze di occupazione delle giovani generazioni. È chiaro, si pone soprattutto un tema di capacità di generare reddito adeguato, perché appunto c'è bisogno che queste attività riescano a consentire un reddito adeguato e quindi appunto è anche un investimento adeguato in termini di innovazione. Assolutamente, tante strategie andrebbero rafforzate. Noi ringraziamo il nostro ospite di oggi, Luca Bianchi, direttore della Svimez. Grazie per essere stato con noi e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Mestiere Artigiano, sempre qui con nuovi ospiti e con nuove pillole di artigianato.